conosce, sono Luigi Biggio, sono un amico di Roberto e insomma mi ha incastrato in questa avventura e io ho accettato di buon grado. Chiedo scusa se sono conciato in questo modo, ma non è mio costume avere outfit particolarmente stravaganti. Ho subito un intervento e quindi per 15 giorni dovrò mostrarmi così conciato. Bene, detto questo, io nel corso della serata ci saranno diversi momenti, vi presenterò mano a mano gli ospiti, avremo la possibilità di avere anche qualche intermezzo musicale per rendere la serata più rilassante e comincerei proprio in questo modo. Qui con noi sul palco c'è anche Giovanni Meloni, è un musicista, maestro di chitarra tradizionale. È famoso perché ha accompagnato i Scantadores in tutte le sagre più importanti del Campidano e oggi ci dedicherà qualche minuto di musica per intrattenerci. Quindi io chiederei immediatamente al maestro di cominciare la serata con qualche nota e poi successivamente. Grazie al maestro Meloni, andiamo avanti. Innanzitutto, prima di cominciare, volevamo ringraziare anche l'amministrazione comunale di Iglesias, visto che questo evento è patrocinato dall'assessorato alla cultura e fa parte delle manifestazioni inerenti l'Ottobrata Iglesiente. Bene, adesso io cederò la parola al dottor Roberto Targhetta che dovrà fare la relazione. Sarà il relatore dell'opera di Orlandini, è una persona abbastanza conosciuta a Iglesias, però è giusto menzionare alcune cose. Nativo di Iglesias, dove ha vissuto la sua infanzia e si è diplomato, si è poi trasferito a Cagliari, dove si è laureato in medicina,
con specializzazione in pediatria ed ematologia. È stato primario di oncoematologia pediatrica presso l'ospedale microcitemico di Cagliari e ha praticamente trascorso la sua vita professionale occupandosi di curare bambini affetti da patologie tumorali. Tra i suoi hobby c'è quello della letteratura, si definisce un giallista perché è particolarmente appassionato di libri gialli, quindi oggi è sicuramente la persona perfetta per la manifestazione. È sposato, padre di 2 figlie, una delle quali ha seguito le sue orme ed è medico ematologo, mentre l'altra è insegnante presso un liceo scientifico. È membro dei Lions Club di Iglesias, di cui è stato per 4 volte presidente. Vive da sempre a Cagliari, ma è rimasto affezionato alla sua città natale Iglesias e non perde occasione per rientrare ogni qualvolta capita l'occasione, e questa è una di quelle. Quindi io cederei la parola al dottor Roberto Targhetta. Prego, dottore. Grazie Biggio, lo chiamo Biggio perché lì davanti c'è il babbo Roberto, che è stato il mio compagno al liceo per tanti anni. Allora, per tutto vi saluto e vi ringrazio. Ringrazio l'amico Roberto che mi ha invitato qui stasera. Io, come vi ha detto il presentatore, non c'entro niente con la pesca, non c'entro niente con i pesci, faccio il medico, l'oncoematologo, però sono un vecchio amico di Roberto, ho qualche anno più di lui, credo 2 o 3. Lo conosco da una vita, ma soprattutto quando mi ha mandato il libro, prima avevo detto di no, ma poi ho letto Le spine del mare e ho letto il libro. Io, come vi ha già detto il presentatore, nasco a Iglesias e sino a 20 anni, sino a quando vado all'università, sto a Iglesias, quindi Porto Scuso, Monteponi, Montevecchio, sino a Carloforte sono le mie case dell'estate. Io mi considero e sono un iglesiente. Purtroppo per gli studi sono dovuto andare a Cagliari, però quando sento il nome di Iglesias arrivo. Sono anche l'Ion qui ad Iglesias e mi sento profondamente un iglesiente, un successo iglesiente. Quindi quando ho visto queste spine del mare l'ho letto inizialmente abbastanza poco sicuro, poi però me lo sono divorato, perché ho ritrovato tante situazioni, tanti luoghi che mi hanno ricordato l'infanzia. Porto Scuso, Carloforte, Calasetta, ma anche a Fontanamare dove facevo i bagni, e tanti amici, e ho visto che in linea di massima il posto è molto buono, però ho visto che c'è qualche problema e questo mi dispiace. L'ho detto già a Roberto e sono contento che Roberto abbia focalizzato la situazione, perché questo, se voi lo leggete, e vi invito a leggerlo, lo dovete leggere perché vi insegna qualcosa, e perché anche, tra virgolette, un giallo, ma non è un giallo classico, è un giallo psicologico, è un giallo che ti porta a ragionare su come alle volte delle situazioni ambientali possono trasformarsi poi in situazioni pericolose. Quando lo leggerete vedrete che a un certo punto, in una situazione di ambiente tranquillo, cominciano ad accadere dei fenomeni di criminalità, e tu ti chiedi perché, e poi vedi che effettivamente nell'ambito della pesca, che un po' è la base del territorio, si cominciano ad avere delle lotte, si cominciano ad avere delle rivalità, si cominciano ad avere dei problemi tra giovani e anziani.
io quando ero giovane tutto questo non succedeva. E poi a un certo punto esce fuori la parola riccio. Io il riccio me lo ricordo quando a Cagliari, insieme a mia moglie, andiamo nei piccoli baretti e a febbraio, marzo, aprile ci mangiamo i ricci. Ma poi ho scoperto, leggendolo e poi chiedendolo anche a Roberto, che nell'ambito dei ricci successero dei grossi problemi, perché i ricciai che vengono da fuori vengono favoriti notevolmente, possono fare raccolte di ricci in grosse quantità, mentre i ricciai locali sono limitati. Questo comincia a creare delle rivalità, comincia a creare dei litigi, e pian piano il romanzo, che è tranquillo, diventa un giallo, perché cominciano a aversi dei ferimenti. Non voglio raccontarvi, navi che vanno verso gli scogli, un sub muore, e tutto questo ha un'origine molto importante, cioè c'è la rivalità tra le varie fazioni, mentre lo Stato, la regione, come succede a Oristano, tra parentesi, non capisce che non si possono creare delle situazioni di rivalità. Siamo tutti uguali. Ora, questo Roberto lo descrive in maniera splendida, soprattutto prima descrivendo l'ambiente, che un po' mi ricordavo da quando ero piccolino, poi parlando delle varie personalità che vivono, chi controlla il porto, chi controlla la pubblica sicurezza, e pian piano che vai avanti ti appassioni e tu stesso diventi indagatore come lui, perché la prima persona è lui che indaga, ma indaga in un ambiente abbastanza difficile. L'omertà non è solo in Sicilia, no, c'è anche da noi. Non riesce a parlare con chi vuole parlare, con gli organi di polizia, perché si crea una situazione di omertà. Ed ecco che ti appassioni e cominci a capire perché, pur in ambito di zone molto tranquille, dove si dovrebbe vivere tranquillamente, in povertà anche perché la pesca è una delle poche cose che ti permettono di vivere. Sì, c'è un po' il turismo, ma è la pesca, e lì allora ci ragioni. Ed ecco perché l'ho riletto pian piano, perché inizialmente la prima volta l'ho letto di corsa, anche perché come i gialli tu vuoi sapere alla fine chi è il colpevole. Non ve lo dico che è il colpevole, perché ci sono i colpevoli, ci sono i buoni, ma ci sono anche i cattivi, e li scoprirete. Però poi rileggendolo ho visto soprattutto ben caratterizzate tutte le persone, in modo tale che anche un profano come me, che non fa il poliziotto, sì, faccio il poliziotto medico, vado a scoprire le malattie, ma non faccio il poliziotto, pian piano riesce a introdursi nell'animo delle persone e a capire alla fine che cosa succede. Succede che queste rivalità, succede che queste odi, perché si creano degli odi, creano dei feriti che vanno in ospedale, ci sono dei morti, e tutto ciò, soprattutto in una zona come il Sulcis Gresente, mi ha fatto soffrire. Quindi quando l'amico Roberto mi ha detto vieni a parlarne un po', ma io non dico, non ho problemi, io leggo mattina e sera, forse qualcuno lo sa, ma mio padre vendeva libri,
e tutti i giorni che andavo a trovare mio padre un pezzo di libro lo leggevo, gratis. Oddio, invidiavo gli miei amici che erano figli di baristi, che erano figli di cose, che potevano avere altra cosa, ma io mi accontentavo di leggere. Quindi ho letto di tutto, dal drammatico al comico, anche al giallo. Ed è questo, ho ritrovato in questo, non so se chiamarlo romanzo, in questo libro, quelli che sono i 3 elementi fondamentali per la riuscita di un libro. Per tutta la trama deve essere la trama deve essere sana, deve essere comprensiva, l'ambiente deve essere descritto in maniera incredibile e poi ci devono essere i personaggi. Beh, qui ci sono tutti e 3. Quindi mi congratulo con l'amico Roberto, anche se lui mi ha detto che sono 40 anni che io vivo lì, sono 40 anni che ho visto questa società, questa associazione, e ho cercato attraverso questo libro di svegliare le menti, anche le menti che non vogliono essere svegliate, e sto parlando delle persone della legge, delle persone che scrivono le leggi e che creano delle diseguaglianze che alla fine porteranno a quello che, se voi leggete il libro, succede. Vi dico subito che come nei film belli c'è un finale bello, finisce tutto bene, però è un finale che ti fa riflettere, è un finale che chiunque di noi, attraverso il ragionamento che ci conduce, perché lui ci conduce attraverso un ragionamento, arriviamo anche a noi a scoprire il colpevole, anzi i colpevoli, e a capire come anche in un ambiente sano, anche in un ambiente che è bonario, si può nascondere qualcosa di male. Ed è per questo che io, Roberto, lo ringrazio. Leggete il libro, perché è inutile, potremmo parlarne ore e ore e ore, no, bisogna leggerlo. Ogni pagina ci svela qualche cosa, e quello che più è piacevole, che quando arrivi all'ultima pagina effettivamente hai capito tutto. Quindi grazie Roberto, e continua. Mi hanno detto che hai scritto altri libri. Quando scrivi un altro libro, se scrivi un libro di medicina, chiamami di nuovo. Va bene? Ok. Grazie di nuovo. Grazie al dottor D'Ardetta per la sua relazione. Noi andiamo avanti e prima di passare la parola a Roberto, all'autore del libro, chiederei nuovamente al maestro Giovanni Meloni di regalarci qualche nota musicale, così.
Grazie al maestro per il suo intermezzo musicale. Adesso è arrivato il momento di ascoltare l'autore del libro, Roberto Orlandini. Conosciamo tutti Roberto, sappiamo chi è nato in Toscana ma si è trasferito qui a Iglesias da bambino. Il padre era un valente tecnico della Monteponi, ha vissuto la sua infanzia a Monteponi, è stato a Iglesias, poi si è laureato all'Università di Cagliari in medicina e per tutta la sua vita ha svolto la professione di medico di base e dentista a Portoscuso, dove tuttora vive. Quindi questa è la sua nuova opera, Roberto Orlandini. Un amico giornalista ha definito questo libro un piatto di ricci giallo-rosso. Giallo perché è inserito in un contesto di un giallo e rosso perché c'è un fatto di sangue che lo caratterizza. Prima di leggervi quello ho deciso di scrivere anziché di parlare a braccia, perché per me era importante in qualche maniera dare un'interpretazione precisa di questo libro, che è giallo per necessità e non per volontà. Vi leggo le prime pagine del libro, le prime pagine proprio, per dare un'idea del clima in cui si svolgono i fatti. È ritmico il rumore dell'entrobordo della mia barchetta. Anche oggi torniamo insieme a casa, o meglio a terra, come in molti giorni durante l'anno nei quali usciamo per mare a cercare un diversivo al vivere quotidiano. Nel mondo della terraferma ognuno vuole dire e sapere, mentre in quello del mare non sono le parole pronunciate a fare rumore o a distrarre la mente, ma i tanti silenzi che si mescolano con i rumori soffusi e ciascun suono, a volergli dare voce umana, porterebbe via una vita di tempo per essere compreso. Ogni cosa in mare si trasforma in un messaggio, così un sospiro di vento che arriva all'improvviso da sud porta l'annuncio del giungere di un fortunale ed il volo basso dei gabbiani preannuncia l'arrivo della pioggia. Esprimersi in un linguaggio misterioso è il grande dono del mare, soprattutto per uno come me che parole nella sua vita ha dovuto dirne tante, alcune di sollievo, alcune di condanna. Ora mi godo il mondo, l'anima del mare, stando al largo dove non ci sono disturbi, e se non desidero fare altro posso allungare le gambe nel pozzetto della barca, appoggiare la schiena contro le sue sponde, accennare ad un sorriso mentre mi abbraccio da solo dopo aver calato la visiera del cappello sugli occhi. Quindi questo è per darvi l'idea dell'ambiente di un paese che vive più nel silenzio piuttosto che nel rumore. Vi leggo quindi quello che ho scritto sul mio libro. Un giallo è una cosa relativamente semplice da scrivere ed architettare se lo si scrive dalla fine. Questo è più o meno il lavoro che svolge la mente di uno scrittore. La prima scena che si concretizza nella fantasia è quella in cui l'intrico della trama trova la sua spiegazione. L'assassino è svelato e regna una lettura logica di tutto il racconto. Basta dunque solamente descrivere, facilitati dal sapere a priori come andrà a finire. Posso dire con certezza che per me non è stato così. Tutto il racconto si svolge nella mia mente come in un tempo reale. Non è che non conoscessi il nome dell'assassino quando ho cominciato a scrivere, ma avevo più la necessità di fare emergere una sofferenza del paese che l'efferatezza delle gesta dell'autore del delitto, e tutta la storia si dipanava in questo contesto, quasi che il vero delitto fosse un altro o che ancora non fosse avvenuto realmente. Il protagonista del racconto quindi diventa il rapporto con lo Stato, la diffidenza suscitata da chi arriva in un piccolo paese per depredarne le coste, anche se è autorizzato. Diventa la mancanza assoluta della ricerca di una soluzione, diventa quindi il riccio, le spine del mare. Come ho detto, tutto comincia dal rapporto con lo Stato, dalla impossibilità di capirne la logica e le ragioni. La vita di un piccolo paese non è quella della città. Noi viviamo di soprannomi, di tradizioni, della processione della nostra Madonna che attraversa il mare a bordo di un peschereccio con tutte le barche del porticciolo che la seguono. Viviamo delle nostre tradizioni culinarie,
cuciniamo i bravacciali del tonno, i loro stomaci, pezzi della torina che non trovano posto sui banchi dei mercati. E poi, dulcis in fundo, i ricci, ripeto, le spine del mare. Ingredienti delle paste più prelibate e non soltanto, fanno parte della tradizione culinaria del paese. Un giorno veniamo informati che nessuno più potrà pescare i ricci della nostra costa, tranne un gruppo di pescatori cagliaritani che, autorizzati dalla regione, possono depredare il mare, contravvenire alle regole e portare i nostri fondali alla desertificazione, mentre gli abitanti del paese non possono pescare nemmeno una quota minima per onorare la loro tradizione. Come si può capire uno Stato che prepotentemente, senza la minima mediazione, ti infligge punizioni, crea un ambiente di diffidenza o peggio, favorisce una inevitabile borsa nera di quel prodotto? Quando la pesca entra nel periodo del fermo biologico, il divieto della pesca è valido per tutti, nessuno è escluso da questo obbligo. Con la pesca dei ricci non vale questa regola. La motivazione è ineccepibile, la protezione del mare e il rimpascimento dei fondali. La realtà è invece inaccettabile. I ricciai sì, la popolazione no. Pena denunce penali e multe salatissime. Ecco che nasce il libro Le spine del mare. Il paese che ben conosco, un gruppo di persone che depreda il mare, un ambiente ostile, un inevitabile contrasto con la popolazione e quindi il diritto. Questo in sintesi è il succo del racconto. Tutto ciò nell'immaginario, anche se potrebbe rappresentare una realtà possibile. Sebbene il libro si definisca un giallo, cerco di portare l'attenzione più sui personaggi di un paese, sul cambiamento che incombe. Vedi la nostra pesca del tonno. Le nuove regole della pesca hanno i canoni industriali e tutto è ormai ben lontano dal fascino di allora, quando era la lotta tra la forza dell'uomo e il pesce toro la vera sfida. Gli attrezzi di un tempo, le grandi barche in quercia, marciscono abbandonate e sostituite da gabbie e scafi di acciaio, in un porto dove ancora, cuore pulsante del paese, si svolge una vita che cambia. Io non sono riuscito ad avere rancore per questa gente che strappa con le unghie al freddo e dal mare un vivere quotidiano poco allettante. Forse esiste ancora in questo contesto una responsabilità dello Stato che trova più semplice chiudere gli occhi sugli abusi di una vita difficile piuttosto che proporre a questa gente una scelta più umana. Vi leggo, come lo descrivo nel libro, il rapporto che esiste tra questi pescatori che vengono dal Cagliaritano e il paese. In febbraio comincia la pesca del riccio. Ogni giorno arrivano dal capoluogo e solo da lì i pescatori subacquei a cui è stata assegnata una regolare licenza per la pesca di questi prelibati frutti di mare. Arrivano la mattina con i loro furgoni frigo, con qualsiasi tempo e temperatura, e si spogliano senza riparo, senza la possibilità di difendersi dal freddo. Indossano la muta e saliti a bordo delle loro piccole imbarcazioni, occupate in prevalenza da ceste nate per il trasporto di alimenti, e prendono il largo. Torneranno a terra solo dopo averle riempite. Non è bello il clima che si respira intorno a loro, vuoi per la provenienza esterna dal paese, e questo di per sé stesso già li annovera fa su strangio sui forestieri, sia per la pesca, sia per la poca disponibilità che manifestano ai contatti con chiunque, ma soprattutto per il fatto che la legge consenta loro una pesca perché per la mancanza dei giusti controlli viene svolta senza il rispetto del quantitativo concesso, mentre i locali non possono usufruire in assoluto di questo prodotto del loro mare e se trovati in possesso anche di piccoli quantitativi vengono sanzionati pesantemente. Insomma, per alcuni mesi ogni anno questo tipo di pesca viene considerata un'invasione ed una prepotenza non tollerabile. Nel libro mi azzardo anche a proporre una soluzione semplice e popolana, fatta di quella solidarietà che esiste tra le persone semplici. Certe volte però le soluzioni sono proprio il ricorso alla semplicità e io ne propongo una. Piano piano
ritorna a campeggiare il giallo con i suoi intrighi, si delinea sempre più l'ambiente dove si sono svolti i fatti, sino al momento in cui il coraggio di una donna porta alla soluzione del crimine. Molti personaggi danno vita al racconto, ognuno con caratteri marcati come realmente sono nei paesi, il macellaio, l'erbivendolo, il maresciallo, spaccati di una vita semplice, e le scene sono le botteghe, i bar, i moli del porto, la pesca. Tutti concorrono a dare l'idea del paese che si affaccia sul mare e del mare vive. La notte rientrano i pescatori ed il giorno regnano voci e colori. Alla luce del sole una solida omertà, nell'ombra dei vicoli mezze frasi e mezze verità. Non sarà certamente il fatto di estendere la pesca degli echinodermi anche agli abitanti del paese a risolvere tutti i problemi che affliggono la piccola comunità, ma il dialogo tra politica e gestione locale saranno rinsaldati nel più piccolo e nel piccolo aiuterà a far nascere una nuova fiducia. Ed è proprio di fiducia che abbiamo bisogno in questi tempi, la certezza che una certa giustizia e una ritrovata equità siano la norma e non l'eccezione. Avrei finito qui, ma voglio aggiungere un dato che crea sconforto, che fa ripetere i fatti di sempre. Nel 2021 è stato dichiarato il blocco totale della pesca del riccio. Nell'inverno dello stesso anno è stata varata e concessa una proroga per cui i pescatori che già lo facevano hanno continuato a fare il loro comodo, autorizzati dalla legge. Come è possibile avere fiducia nelle istituzioni e nello Stato se non sono i primi a dare l'esempio? Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Roberto per il tuo intervento. Adesso sollecitato appunto da Roberto, devo invitare sul palco un nostro ospite, il dottor Tullio Pistis, ex manager dell'AS numero 7, ex direttore del Consorzio Industriale di Portovesme e punto di riferimento culturale della comunità di Portoscuso. Quindi, accompagnato da Roberto, anche il dottor Tullio Pistis esprimerà il suo parere. Conosco Orlandini perché, per una semplice ragione, abita a fianco mio. Io sono di fronte, lui è dietro, ma non è tanto questo che mi ha sollecitato la curiosità di conoscerlo più a fondo. Ho visto e mi ha detto sempre che aveva voglia di scrivere qualcosa di storico dei rapporti tra Portoscuso e la Montepone, che poi vanno a finire con la ferrovia che porta da Monteponi a Portovesme. Ho letto le prime pagine, vi dico che sono rimasto allibito dalla facilità della lettura, dalla tranquillità con cui si inizia a leggere le pagine del libro, ed è una continua voglia di procedere fino alla fine per sapere come va a finire. E questa è una grande cosa. Ha una scrittura, un parlare semplicissimo di paesano che porta a delle considerazioni proprio affettuose. E questo è Orlandini. Ha scritto 5 o 6 libri, mi pare, li ho letti tutti e 5 o 6, e uno più dell'altro mi invoglia sempre di più quando inizio a finirlo il più presto possibile. E ci riesco perché è di una lettura facilissima, non è piena di paroloni, di frasi così buttate lì, è sempre molto, molto preciso, molto significativo, una scrittura proprio in italiano.
Roberto, io ti ringrazio a nome della popolazione, perché è un onore avere tra i nostri concittadini una persona del tuo calibro. Mi dispiacerebbe che tu smettessi di scrivere. Continua a scrivere, gialli, rossi, verdi, non importa, l'importante è che tu scriva con lo stesso stile, con lo stesso animo, con la stessa forza con cui hai fatto i precedenti. Complimenti per il tuo lavoro, complimenti soprattutto da parte dei cittadini di Portoscuso, perché abbiamo un personaggio che si è tirato su da solo. Grazie al dottor Tullio Pistis per il suo intervento. Allora, prima di iniziare il dibattito, dove vorremmo coinvolgere il pubblico presente, chiederei al maestro Meloni di fare un'altra piccola intervento.
ringraziamo il maestro. Adesso apriamo una sorta di dibattito, premessa che né dottor Targhetta né Roberto né io siamo cannibali, quindi non abbiate paura, avvicinatevi, non vi mangiamo. Siccome di microfono ne abbiamo uno solo, se qualcuno vuole fare qualche domanda all'autore è pregato di avvicinarsi, di venire qua con noi, così la può rivolgere anche al resto del pubblico e tutti la possono ascoltare. Quindi aspettiamo un volontario almeno. Io vorrei dire qualcosa, da qui posso? Mi alzo, però scusate, non faccio le scale. Allora, io sono, Roberto, molto colpita, sono stata molto colpita, no? Dall'incipit del libro, no? La prima parte che Roberto ha letto mi ha colpito moltissimo. Intanto si sente benissimo. Allora, intanto mi ha colpito perché io ritengo che la sua non sia una prosa così piana e quotidiana, al contrario trovo che si tratti di una prosa che almeno in alcune parti sia in realtà estremamente lirica. Questa immagine, no, di lui in barca che nel silenzio, no, legge, sì, ma se no diventa anche troppo forte la voce. Mi sentite bene? Allora, dicevo, questa immagine di lui nella barca, no, intento a leggere i segni del mare, no, che parla una voce che è una voce di silenzi, no, di vento, di gabbiani, che però segnano, no, danno dei messaggi. Insomma, mi sembra che sia poi un'immagine emblematica, no, di quello che è il rapporto di Roberto con l'ambiente, che non è solo l'ambiente naturale, ma è anche l'ambiente sociale, perché lui diventa in realtà un lettore e un testimone di un tessuto sociale compromesso, strappato da un'ingiustizia, no? Questa mancanza di equità nello sfruttamento delle risorse naturali, no? Che porta poi al dramma. Io ancora non ho letto il libro, però già da queste pagine capisco che il ruolo che Roberto si dà è quello di leggere in silenzio i segni sociali, oltre che i segni naturali, no, del mare. E questa è un'operazione molto interessante, perché i suoi libri, già anche quelli precedenti, diventano testimonianza di un ambiente sociale, hanno uno spessore anche storico, no? Oltre che, se vogliamo, di denuncia, perché è molto bello pensare che la pace dentro una qualunque comunità si fonda sulla giustizia. Dove ci sono ingiustizie nascono le tensioni e a volte queste tensioni sfociano nei drammi. Per cui devo dire, io veramente mi appresto ad acquisire sul libro, a leggerlo con grande interesse e sono veramente molto colpita dalla bellezza della sua prosa. Quindi Roberto, grazie come sempre per Vorrei dire qualcosa anch'io. Intanto mi fa piacere vedere il dottor Targhetta, di cui conoscevo il padre, facendo io parte della numerosa schiera degli universitari che compravano i libri in Via Nuova da suo padre, una personalità tutta d'un pezzo, ma anche effervescente, direi, no? Simpaticissima, mi fa piacere appunto vedere lei in quanto suo figlio, ecco. E passando a Roberto, di cui conosco tutte le opere, ma conosco anche la sua attività come fotografo, è stato anche referente del laboratorio di fotografia dell'associazione Remo Branca, che io stesso frequento, e poi so che ha dipinto, insomma ha svolto tantissime attività e poi appunto Roberto ha deciso di scrivere e io conosco questi suoi libri, diciamo che abbiamo inaugurato insieme questa sua attività, mi ricordo a Porto Scuso in una sala enorme, strapiena di
di abitanti appunto di Portoscuso, ma non abbiamo mai affrontato fino in fondo una questione, cioè qual è la motivazione profonda, Roberto, che ti ha spinto a scrivere? Cosa ti spinge? Perché hai iniziato con uno, poi hai detto mi sa che ne scrivo un altro, e poi un altro ancora, e un altro ancora, e poi il quinto è questo. Ultimamente appunto hai scritto dei gialli, una novità assoluta rispetto a quello che avevi scritto precedentemente. Quindi questa è la mia domanda: qual è la motivazione profonda del tuo scrivere, e se pensi che tale motivazione possa perdurare nel tempo? Grazie. Davanti radiomicrofoni, quindi dobbiamo fare necessità virtù. Prego Roberto. Allora, quando Paola dice che abbiamo inaugurato insieme questa mia carriera, perché lei ha avuto un ruolo importante nel mio scrivere, perché mi aiuta a scrivere in maniera corretta, nella forma, e quindi è una collaboratrice importante. Ho detto: perché si scrive? Guarda, potrei stare lì a fare 1000 discorsi, però la verità è questa, che quando cominci a non essere più giovane, quotidianamente ti intristisci un po'. E allora io ho cominciato a parlare delle cose belle che mi sono successe nella vita e ho utilizzato lo scrivere come antidoto a questa forma di tristezza. Il mio primo libro si intitolava Ricordatevi chi eravate, ed era uno stimolo perché la popolazione di Portoscuso riprendesse in mano la propria dignità, che era testimoniata da opere importanti fatte insieme alla società della Monteponi, e io rivivevo. Mio padre era un tecnico della Monteponi e ho passato le mie estati al mare a Portoscuso, per cui oltre ad averci lavorato lo conosco da sempre, e lo scrivere di queste cose era il mio antidoto nei confronti della tristezza. Poi posso aggiungere che si scrive anche perché così amplifichi il tuo sapere. Scrivendo di cose avvenute hai bisogno di informarti, di interessarti, di avere delle informazioni precise, storiche. Proprio a fianco a te c'è un artista in questo genere di cose, che è Ernesto, è un mio amico di Portoscuso. Io scrivo di getto e normalmente le mie storie non sono lunghe. Lui è uno che cura il particolare e ho molto da imparare da lui, perché passa la vita ad informarsi e ad acquisire queste notizie. Quindi in definitiva la motivazione del mio scrivere è questa: continuare non lo so. Ogni volta che scrivo sono felice e il mio tempo scorre veloce. Diventa difficile quando poi devi proporre il tuo pensiero agli altri, perché interessare gli altri al tuo concetto di vivere non è così facile. Non ti so rispondere a quest'ultima domanda. Grazie. Si era prenotato per una domanda anche il dottor Targhetta. Roberto si è raccomandato di non ricevere domande di medicina perché non ha ripassato, quindi ok. E tutto ringrazio la signora da parte di mio padre, che 30 anni fa che è morto, anche mi ha dato sicuramente degli insegnamenti molto importanti, e appunto sulla base di questo io chiedo a un amico, quando ho letto il libro poi ho chiesto ma la popolazione del Succes Iglesiente dura, di Monteponi, di Carbonia, di Montevecchio, come mai ha sopportato e sopporta tanti soprusi senza risposte? Sì, perché il libro è importante, ma
quello che c'è parla di soprusi insopportabili che indubbiamente poi creano quello che poi creano, lotte, omicidi. E siccome è una popolazione, e mio papà nella dimostrazione era molto duro, me lo ricordo, come mai si è accettata una situazione di questo tipo? Bella domanda. Sai, puoi rispondere per quello che pensi e per quello che sai. Io ho vissuto la mia gioventù a Monteponi. Sono arrivato in Sardegna che avevo 3 mesi e mezzo e ho vissuto con 2 genitori giovanissimi. Mio padre aveva, quando sono nato io, aveva 23 anni e mia madre ne aveva 21. Ho vissuto insieme a loro le difficoltà della vita miniera. Ti posso dire una cosa, e in questo c'è la risposta. La società della Monteponi era una società privata. La società della Montevecchio è una società a compartecipazione statale. Arrivato a un certo punto, la miniera di Monteponi entrò in crisi e bisognava, ed era una società privata, quindi con i polmoni ridotti, quindi una respirazione difficoltosa in assenza di sovvenzioni, per cui decisero di fare la fusione tra la società della Monteponi e la società della Montevecchio. Allora si parlava in lire. La società della Monteponi portò nella società costituita 1 miliardo di debito. La società della Montevecchio ne portò, se non ricordo male, o 11 o 14. Malgrado questo, tutta la dirigenza della Monteponi venne sostituita, vennero dalla Montevecchio e occuparono i vari posti di prestigio e si arrivò poi dopo alla fine alla chiusura della miniera stessa. La risposta quindi alla tua domanda è in questo fatto qui: se non hai il coraggio di unirti tra piccoli, se non hai il coraggio di portare avanti certi discorsi, soccombi, e non sempre i tuoi soci sono i migliori. Questo è successo a Monteponi. A Portoscuso il discorso è diverso. Potrei dire, credo che pochi mi possono smentire, che anche in questo caso l'ingiustizia è di Stato. Tu prendi un paese come Portoscuso, io non so se voi ve lo ricordate, c'era una strada vecchia e tortuosa per arrivare fino a Portoscuso e nel culmine c'era una piramide. In paese viene conosciuta come la piramide, in effetti è un miraglio, era un miraglio durante la seconda guerra mondiale, poi l'ho diventato per la navigazione. Come tu ti affacciavi, quindi scollinavi, vedevi vigneti da tutte le parti, vedevi frutteti da tutte le parti, un mare eccezionale. Oggi come oggi, in tutta la Sardegna, e io che sono un marinaio te lo posso confermare, raramente trovi un paese con la spiaggia nel paese. E Portoscuso aveva la sua spiaggia che era l'approdo delle barche da pesca, addirittura nei primi tempi, addirittura il primo mercato, cioè le barche che arrivavano cariche di pesce avevano dei banchetti e la vendita avveniva lì. Oggi come oggi vai lì e c'è un porto, e questo porto non è del paese nella maniera più assoluta, è in gestione a una società cagliaritana, quindi gli utili vanno lì. Non ci sono più i vigneti, non ci sono più i frutteti, c'è una distesa importante di ferro e altri materiali che devono essere bonificati, ma il paese non tornerà più quello che era. Quindi in questo caso il rapporto con lo Stato è stato malato, ma soprattutto non c'è stata una programmazione. Quindi questo è quello che so, e magari qualcheduno è anche in grado di confutarlo, però questo è quello che so: mancanza di progettazione, mancanza, abitudine ad una vita di dipendenza. E poi dopo c'è un proverbio che dice: chi lupo si fa pecora, chi pecora si fa, lupo lo mangia. Grazie Roberto, io chiedo se qualcun altro vorrebbe intervenire. Io intervengo per
che credo che sia giusto dare onore a Roberto Orlandini. Io conosco Roberto Orlandini per un motivo simile a quello di Tullio Pisti. 6 mesi all'anno vivo a Portoscuso e ho la casa a fianco a quella, non davanti o dietro, ma a fianco a quella di Roberto. Sono circondato. E ci siamo conosciuti prevalentemente a fare colazione nei bar intorno al porticciolo di Portoscuso. Ricordo una persona burbera come me, quindi all'inizio ci siamo forse un po' guardati da lontano, poi siamo diventati molto amici. E credo che Roberto sia sostanzialmente un intellettuale a cui bisogna dare un merito. Lui sta sollevando dei problemi, a parte sono d'accordo con quello che ha detto Tullio Pisti, Roberto scrive in un modo molto scorrevole, piacevole e facile da leggere. Io ho discusso con lui qualche volta dei libri che ha già scritto e ho dato un'interpretazione al suo primo libro che lui non ha condiviso, quando lui riteneva e voleva fare un grande complimento agli abitanti di Portoscuso. Secondo me in realtà era una descrizione oggettiva della realtà che dipingeva un paese che sostanzialmente aveva avuto un progresso importato e non generato dagli abitanti di Portoscuso. Però sostanzialmente lui ha sollevato, insieme alla sua capacità di scrivere su argomenti diversi, e solleva sempre dei problemi sociali, cioè è una persona fortemente inserita nel contesto sociale del paese del Sulcis, è un grandissimo amante di Iglesias, è un iglesiente assoluto, per cui Iglesias è prima di tutto, io sono di Carbonio, non abbiamo questo problema di campanilismo, però lui effettivamente solleva dei problemi sociali. E ha ragione quando dice che si vivono delle tante ingiustizie. Questa dei ricci che lui ha descritto è vera. Targhetta dice, il dottor Targhetta dice, il professor Targhetta, che anche lui è un mio amico, dice: ma perché? Io credo che qui ci sia stata, e volevo dare un contributo a questa discussione che è anche molto interessante, ma forse la riflessione vera la dobbiamo fare facendo una grande autocritica. Noi di questo territorio abbiamo vissuto periodi di sviluppo economico grandissimi, sia dal punto di vista delle attività minerarie, sia dal punto di vista delle attività industriali, e non abbiamo avuto la capacità di capire che queste attività avevano una fine, sarebbero finite, perché dal punto di vista economico non avrebbero retto. E la nostra non capacità o incapacità ha determinato l'impossibilità di guardare oltre, quindi di costruire un'alternativa. Le divisioni del territorio hanno determinato poi i risultati di difficoltà grave che stiamo vivendo oggi. Quindi Roberto, anche scrivendo un giallo, lo inserisce in un contesto sociale. Questo è il grande merito che io credo vada riconosciuto a Roberto. E le conclusioni del giallo è un modo per descrivere un contesto sociale, è un modo per portarci a riflettere, è un modo per forse da fare anche delle proposte. Quindi io credo che io sono voluto intervenire, la prossima volta che vi inviterò a cena farò ricci e devo confessare che i ricci che io ho a casa sono pescati dagli abusivi, faccio i nomi quindi non li puniranno per questo. Però sono voluto intervenire proprio perché credo che Roberto meritasse e meriti un riconoscimento di questo tipo. Per cui Roberto continua a scrivere, scrivi. A me avevi detto una volta che scrivi per te stesso, e credo che sia vero. In fondo però quando scrivi per te stesso, poi siccome il libro diventa pubblico, diventa anche un bene, diventa uno scritto a disposizione di tutti. Quindi grazie Roberto, continua così e complimenti. Prende far presente una cosa: chi ha parlato non è il primo passante che non sapeva dove andare, ma è l'ingegner Porco, cioè una persona che ha ricoperto dei ruoli tali che gli hanno permesso di avere una visione ben precisa della situazione, molto più di quanto sia la mia. Questo per l'inciso. Bene, grazie. C'è qualcuna? Ecco, vedo che si è sollevata una mano in fondo. Quindi Antonello, dai, vienissimo qua. La mia voce si sente abbastanza. Si sente, allora ti ascoltiamo. Allora, complimenti a Roberto, ci accomuna la passione per il mare. Lui è un eccellente velista, io non avendo barca sono costretto con i piedini e le mani a dover girovagare
tra Fontana a Mare, Pan di Zucchero, io ho visto delle cose incredibili. Mi ha fatto bene la tua descrizione di Portoscuso. Io Portoscuso lo conosco negli anni 60, quando con la 500 del dottor Azzini andavo a Portoscuso e mi facevo le vacanze da signor delle Piane, il falegname delle fratte, con signora Maria e con signora Maria Azzini e Attilio, che per noi siamo 8 di famiglia, ma Attilio Azzini era il nono figlio, avevamo a parte mio compagno. Hai descritto bene, quando si scollinava per scendere a Portoscuso cosa ti appariva? Il mare, una cosa che hai dimenticato, la teleferica, che scaricava il carbone nella centrale di Portovesme, si sentiva quell'odore di carbone. Poi attenzione, diciamo io di Portoscuso, diciamo che è la nostra Costa Smeralda, Carbonia, io mi ricordo bene il dottor Pili, mi ricordo bene il dottor Maccio. Ma le prime pagine del tuo libro, in pratica è un libro denuncia quello che tu stai facendo e poi termini con quello che tu descrivi, che è un libro denuncia e ci vuole il coraggio per denunciare quello che tu scrivi nel libro. Io posso essere buon testimone, io voglio lavorare alla tele così per 40 anni, per cui di queste malefatte, caro Roberto, ne ho visto. Voi sapete che la maggior parte dei pescherecci che sono a Calasì e Sant'Antioco hanno la residenza e sono tutti i siciliani, lo sapete voi questo? Non lo sapete, ve lo dico io. Un giorno ho visto una scena, mi schiene, sai, la forestale con i binocoli, e ero lì a spiegare di mezzo, questo ragazzo sicuramente aveva necessità, Roberto, come se arrivano questi due dalla forestale, li controllano i ricci, gli ho detto guardi, li ributto immediatamente perché quello che sta pescando non lo può pescare. Ho assistito tranquillamente alla scena, non mi sono nascosto dietro, mi sono presentato, ma ho detto scusate un po', non offendetevi, ma come mai voi fate i forti con i deboli? Ma guardi, ma lì così deve parlare, come non devo parlare? Perché non multate i pescatori siciliani che pescano 500 giorni all'anno? Hanno pescato tanto. Purtroppo questa, Roberto, è la nostra realtà. Di fronte a queste cose non ci possiamo fare niente. Quando io vedo, come tu giustamente descrivi, questi che arrivano da Cagliari e sono tutte persone poco raccomandabili, attenzione, le macchine sono pagate da noi, i gommoni e le barche le paghiamo noi, la regione Sada li paga. Con 12 ceste di pane, loro sono autorizzati quotidianamente, tu lo sai meglio di me, 3.000 ricci al giorno, fanno per tutta la gente che va a pescare. Hanno depredato tutto. Domanda, tu giustamente lo dici lì, dove sono le autorità? Dove sono le autorità? Eppure lo vedo io. Lo vedo capitano di porto, io faccio nomi, non mi devo capitano di porto, l'ente foreste che controlla. Lo sai cosa fanno? Quando tu senti sequestrati i reti, gli prendono quelle 4 reti che hanno e gliele buttano dentro per far vedere che vanno a fare colpo. Purtroppo il nostro territorio, continuando così, andrà a scomparire. Io tanti anni fa proposi, proprio per evitare queste cose, cioè, non sarà il caso di fare un'area marina protetta. Mai l'avessi detto, stavano per linciarmi, Roberto. Purtroppo il territorio del sul segrete è questo, Roberto, c'è omertà, la gente ha paura. Stai tranquillo che ha paura, e quelle cose le vedono. E tu hai fatto bene che l'hai descritto nel libro. Però giustamente chi deve controllare dov'è? Allora, ti rispondo una cosa che ho visto io. Cioè tu non puoi accusare le forze dell'ordine, che le forze dell'ordine in qualche maniera sono dei sottoposti. È il potere centrale quello che non va bene, il potere politico. Io ho visto 2 marinai al porto tentare di contare i ricci che stavano scaricando, sono stati aggrediti e ancora un po' li picchiano. Loro erano 2, quegli altri erano 2, però quello che aveva da perdere era il marinaio. Quindi è il potere centrale che devi in qualche maniera, perché la legge che ti dice, io ti porto l'esempio del fermo biologico, cioè quando c'è il fermo biologico tutti stanno fermi e il pesce non si pesca. Quando c'è invece il fermo dei ricci, della pesca dei ricci, questo vale soltanto per la popolazione.
loro continuano a fare, e un anno hanno provato a bloccarli, hanno dovuto fare subito la rettifica perché sono andati a protestare violentemente in regione. Quindi che abbiano paura ci credo, ma non hanno paura chi la dovrebbe avere. Prego. Può anche salire su, così evitiamo il passaggio. Lasciamo questa sedia a disposizione. Buonasera, dunque io avrei una piccola domanda da fare al dottore, scrittore in questo caso, che è la seguente. Io ho avuto occasione, opportunità, privilegio di leggere il libro prima che venisse, diciamo, distribuito pubblicamente, e non che voglia, come si dice oggi, spoilerare, non voglio rivelare niente, però lo stesso Roberto ha fatto cenno a questa figura femminile che a un certo punto determina lo scioglimento di tutto l'intrigo che il libro comporta. Allora Roberto, quando io ho letto il libro tempo addietro, le cose stavano così, che tu avevi ospitato, o perlomeno questo personaggio, tu dovresti essere in effetti tu stesso, avevi ospitato questa signora col suo figliolo nella tua casa. È passato del tempo e vorrei sapere nella realtà come si è conclusa questa vicenda, questo fatto. Non solo, ho intravisto in questo piccolo episodio, che però è una chiave importante per la soluzione di tutto, l'input, quasi il messaggio di voler scrivere il prosieguo. Questo potrebbe essere un'idea, cioè ripartire da lì per parlare di un problema diverso, ma comunque sempre in tono con tutto quello che è la panoramica, insomma, di questo libro, ma una prosecuzione aggiornata, diversa, che comporta altre problematiche che sono abbastanza gravi, esistono, ci sono. Allora Laura, tutto mi aspettavo tranne che dover rispondere a una domanda del genere, quasi intima. No, ma chiedo scusa, ho omesso di dire che voleva essere una chiusura un po' così, non dico ironica, ma leggera, perché l'ironia nel libro, che è un'altra caratteristica importantissima, ce l'hai messa tu, abbondante. Sì, ascolta, ridendo e scherzando hai centrato l'argomento, nel senso che io effettivamente lascio aperto non un capitolo, un proseguo, perché ogni volta che chiudo un libro quella famosa tristezza di cui parlavo prima mi assale, no? È come se uscissi fuori da una scena di vita che mi appartiene e da quel momento in poi mi trovassi così privo di qualcosa da fare. Per cui il libro l'ho finito con una cosa che può sembrare banale, adesso non dico cosa, però in effetti è il mio allaccio con un'idea che ho da tempo. Allora, sembra facile dire che ho una grandissima stima delle donne, ce l'ho così grande che qualche giorno fa, parlando con mia moglie in relazione all'esigenza di poter iscrivere delle donne all'associazione a cui appartengo, io ho risposto così: io non ho nessuna necessità di far entrare delle donne, io ho necessità di far entrare delle persone intelligenti. Il genere non mi interessa, l'intelligenza non ha un sesso. E quindi quello che sembra ironico, che sembra un passaggio gigionesco quasi,
In effetti è l'allaccio per scrivere qualche cosa che riguarda le difficoltà di una donna che ha affrontato quello che c'è nel libro. Se ho affidato a lei la conclusione del libro e la soluzione del giallo, un motivo c'era, insomma, non potevo benissimo, visto che sono io che tiro i fili, fare diversamente. Quindi te l'ho detto, hai centrato, cioè mi frulla per la testa qualche cosa del genere, impostato in un certo modo e per l'ennesima volta in un certo ambiente, perché se non scrivo dei posti che conosco, delle situazioni che conosco, non so scrivere, ammesso che sappia scrivere. Abbiamo un'altra volontaria, la invitiamo a salire sul palco. Sì, assolutamente. Io credo che la signora la conoscano tutti, soprattutto per il suo lavoro, per l'intelligenza con cui l'ha fatto, oltre a essere la moglie di un indimenticato e carissimo amico. Io vado spesso a Porto Scusa perché c'è una gelateria talmente bella che fa dei gelati così buoni che credo che ce ne siano pochi nel territorio, sono meravigliosi e la finiamo sempre con mia figlia, quando c'era mio marito, col bambino, con gli amici, la finiamo sempre nel porticciolo a farci la passeggiata nel lungomare, ad ammirare quel tramonto di Porto Scuso. In questi anni non so perché, forse sono io che lo vedo rosso, di una bellezza struggente, come lo era in antichi tempi, perché non credo che sia cambiato qualche cosa. Doveva essere così. Il mare era stupendo, allora, perché di anni ne ho, quindi ho conosciuto la vecchia Porto Scuso, che è stata descritta con quelle vigne che erano bellissime, e quindi il mare, la gente, la tonara, dove c'è quella barca che mi è dispiaciuto l'altro giorno vedere la barca che sta marcendo, mentre doveva essere un pezzo da conservare. Ecco, io vorrei sapere quella descrizione che lei ha fatto, che tu hai fatto, sulla barca, quando praticamente ti sei messo in pace con te stesso, perché acquisti in quell'ambiente, in quel mare, quando vedi i gabbiani che si sollevano, che sono uno spettacolo unico, ecco, uno acquista una certa pace, sì, e nostalgia di un tempo passato, perché è la stessa cosa che ho riscontrato nel libro su Monteponi. Allora, quelle descrizioni di quei bambini, della scuola, di tutto quello che era la vita di Monteponi, oggi, tornando a Monteponi, e vedere che ci sono solo rovine, però tu col pensiero sei portato a ricordare quei meravigliosi momenti di vita vissuta con la famiglia, quando Monteponi era proprio quasi un qualcosa a sé, bellissima. E così è stata per Porto Scuso, quella bellissima Porto Scuso conosciuta allora e che oggi non c'è più. Allora la nostalgia, credo che quello sia un fenomeno di nostalgia, non so che tipo, se perché non riesce a trovare quelle cose che avevamo vissuto così belle e che adesso forse anche andando e tornando e vedendo rovine dici ma accidenti, al presente ci sono solo rovine mentre nel passato era quello che era. Ecco, allora io vorrei sapere se tu vedi una nostalgia del futuro, di queste zone qui, cioè quello che noi non vediamo perché non ce ne vorrà prima che venga rimessa, ma col pensiero cerchiamo di dire ecco io lo vedrei così, ristrutturato, rimesso a posto, e quasi che speriamo che tutte quelle rovine che ci hanno lasciato, che abbiamo lasciato, non che ci hanno lasciato, che abbiamo lasciato ai giovani, ecco invece per i giovani poi un domani si riesca a recuperare il tutto e un domani loro potranno vivere le stesse sensazioni che abbiamo noi oggi andando per un semplice gelato. Non lo so.
sono alto quasi 1,90 m, peso 115 kg, ma quando vado a Monteponi piango. Piango perché il ricordo, la nostalgia è forte e non posso sperare che Monteponi ritorni quello che era. Ci ho scritto un libro che parlava esclusivamente del rapporto nel sociale tra la società e noi. La stessa cosa succede a Portoscuso. Portoscuso non tornerà mai più. Con i miei coetanei mi ritrovo a ricordare tante cose. Cioè, l'amico Bruno, che è a sedere lì, grandissimo pescatore subacqueo, andava a pescare a pochi metri dalla riva e trovava il pesce a Portoscuso. A Portoscuso c'era una spiaggia che cominciava da Sagalamanna, si chiamava così, e arrivava fino a oltre Portovesme. Cioè, chi conosce un pochettino di storia di Portoscuso lo sa. Però c'è una cosa importante, è vero che il tempo ha distrutto quelli che erano i miei sogni, che mi intristisce, però c'è un discorso, una parte di quelle vigne e di quei frutteti ci sono ancora. Se voi venite insieme a me per i viottoli della campagna, troverete delle persone che la coltivano, ma hanno 80 anni. Quindi quello che manca, almeno in me, è la convinzione che il giovane veramente ritornerà alle abitudini di un tempo. Qualche tempo fa, ridendo con un amico, gli fece una domanda, ho detto: lo sai per quale motivo i giovani stanno sempre con la testa bassa? Dice: no, perché? Dice: perché si controllano le scarpe da tennis. Adesso è cambiato. Adesso è la mano sinistra o la mano destra che tiene uno strumento bestiale, questo qui. Io non ho fiducia, non tornerà quel mondo, forse ne verrà uno migliore, questo non lo so, anche perché non ci sarò, però quello che c'era non tornerà più, e quindi hai colto perfettamente la mia tristezza di base. Bene, allora se non ci sono ulteriori interventi, noi ringraziamo tutte le persone che hanno voluto partecipare a questa serata, ringraziamo il dottor Targhetta, che è stato il relatore del libro di Roberto, ringraziamo il maestro Meloni, a cui chiederemo adesso di fare l'ultimo pezzo nel sottofondo finale, e ringraziamo ovviamente anche Roberto per il suo libro, per le sue parole. Ovviamente arriva adesso il momento più importante, ci sarà Bruno qui sul lato destro del palco con i libri, con le copie dei libri, quindi chiunque voglia acquistarlo lo può fare al prezzo di 10 euro, e Roberto starà qua sulla scrivania e avrà piacere di autografare e dedicare le copie che acquisterete. Quindi grazie a tutti per aver partecipato, e niente, rimaniamo qua, compriamo il libro e scambiamo 2 chiacchiere con l'autore. Nel frattempo chiediamo al maestro Meloni di accompagnarci con un sottofondo. Grazie.